Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare i santi misteri nella festa di San Marco Evangelista, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco con il dono della predicazione apostolica e lo hai dato alle genti venete come segno della tua protezione, fa che alla scuola del Vangelo impariamo a seguire fedelmente il Cristo Signore. Egli è Dio e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti a tempo opportuno, riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai vostri fratelli sparsi per il mondo. E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, egli stesso, dopo che avrete un poco sofferto, vi stabilirà, vi confermerà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. A Lui la potenza nei secoli. Amen. Vi ho scritto brevemente per mezzo di Silvano, io ritengo fratello fedele, per esortarvi e attestarvi che questa è la vera grazia di Dio. In essa state salvi. Vi saluta la comunità che vive in Babilonia e anche Marco, figlio mio. Salutatevi l'un l'altro con un bacio di amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Canterò in eterno l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Canterò in eterno l'amore del Signore. I cieli cantano le tue meraviglie, Signore, la tua fedeltà nell'assemblea dei santi. Chi sulle nubi è uguale al Signore? Chi è simile al Signore tra i figli degli dei? Canterò in eterno l'amore del Signore. Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia. Canterò per sempre l'amore del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Noi annunciamo Cristo al crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. Alleluia, Il Signore sia con voi. e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù apparve agli 11 e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Beh, innanzitutto auguri di buon onomastico a quanti si chiamano Marco e portano così il nome del santo che noi oggi onoriamo. Un nome dunque importante, un nome impegnativo. Ma chi è San Marco? Penso che molti di noi risponderebbero a questa domanda più o meno così. Beh, quella leone alato che troneggia su torri, palazzi, monumenti di paesi e città del Triveneto, dell'Istria, della Dalmazia, e questa risposta ci riporta così indietro nel tempo, a quando già a partire dal 1071 San Marco fu appunto scelto come titolare dell'omonima Basilica Venezia e patrono principale della Repubblica Serenissima. Ma ritorniamo alla nostra domanda: chi era San Marco? Si deve dire infatti molto di più che un semplice leone alato, che un semplice simbolo apocalittico. Di lui infatti, di San Marco, sappiamo da una antichissima testimonianza del secondo secolo, quella di Papia, che viene riportata da Eusebio nella sua storia della Chiesa, che Marco era stato l'interprete di Pietro. Anche San Girolamo, nel suo libro sugli scrittori ecclesiastici, conferma appunto questo dato. Dice Girolamo: Marco, discepolo e interprete di Pietro, pregato dai fratelli della comunità di Roma, scrisse un breve Vangelo, secondo quanto egli aveva ascoltato Pietro riferire. Girolamo dunque ci dà notizia, attesta di un rapporto tra Marco e Pietro. Effettivamente dobbiamo riconoscere come Pietro avesse una particolare affezione per Marco. Ce lo testimonia addirittura lui stesso alla fine della sua prima lettera, quando scrivendo ai cristiani da Roma, ai cristiani dell'Asia Minore, siamo tra gli anni 63 e 64, nomina solo Marco, definendolo, chiamandolo figlio mio. Ma la storia di Marco non è solo importante per il suo rapporto con Pietro, come il primo degli apostoli, ma è anche intrigante dal momento che essa si intreccia forse con quella di Gesù, nell'episodio del ragazzo che nella notte della cattura di Gesù nell'orto degli Ulivi lo seguiva dopo la fuga dei discepoli, coperto da un lenzuolo. Ma quando coloro che avevano arrestato Gesù fecero per afferrarlo, il ragazzo lasciò loro nelle mani il lenzuolo e sbussò via da loro. Ma la storia di Marco, poi, oltre ad essere importante per il suo rapporto con Pietro, oltre ad essere anche importante perché forse si interseca con quella di Gesù, la storia di Marco è importante anche perché si confonde, per così dire, anche con la storia degli apostoli stessi, in particolare con le figure di Paolo e di Barnaba, che Marco stesso segue a Cipro nella prima spedizione apostolica, era infatti cugino di Barnaba, e che poi forse stanco, forse impaurito, chi lo sa, giunge a Perge dalla Panfilia. Egli abbandona questa grande missione per ritornare così solo dalla sua mamma a Gerusalemme. E di questo Paolo ne fu addolorato, al punto tale da non volerlo compagno 3-4 anni dopo nel suo secondo viaggio. Ma poi Paolo, come si ha notizia dalle sue lettere, deve aver perdonato a Marco questa sua prima infedeltà all'insegna della fatica apostolica, perché poi 3 volte lo nomina amorevolmente nelle sue lettere. Dunque, la figura
di Marco è importante per questi motivi, ma lo è soprattutto per ciò che lui scrive, il suo Vangelo, quello che nell'ordine canonico conosciamo appunto come il secondo Vangelo dopo quello di Matteo. E il tema che si può evincere da tutta la sua narrazione è quello di proclamare Gesù come figlio di Dio, rivelato dal Padre, riconosciuto perfino tale dai demoni, rifiutato e contraddetto dalle folle, dai discepoli. E dunque in questi 16 capitoli che contraddistinguono il suo Vangelo, Marco procede attraverso uno schema molto semplice: la predicazione di Giovanni Battista, il ministero di Gesù in Galilea, il cammino verso Gerusalemme con il suo ingresso solenne nella città e poi infine i racconti della passione, della morte e della risurrezione. In questo contesto il momento veramente alto, il momento culminante del Vangelo di Marco sta in quello che il centurione romano pagano dirà ai piedi del crocifisso: veramente quest'uomo era il figlio di Dio. E questa è la piena definizione della realtà di Gesù e dunque anche la meta a cui deve giungere anche ogni discepolo e dunque esattamente anche ciascuno di noi. Marco scriverà il suo Vangelo durante il suo periodo trascorso a Roma, a Canto Pietro. Siamo tra gli anni 50 e 60 d.C. E nel suo Vangelo, così come lo abbiamo appena delineato, San Marco che cosa fa? Riproduce in maniera scritta tutte le catechesi narrative e relative all'Apostolo Pietro in quella città. E Marco lo fa con grande semplicità, con grande vivezza di particolari. E la sua documentazione dunque principalmente, se non addirittura la sola, la parola stessa dell'Apostolo, che è riportata come non un romanzo, come una biografia, ma come una vera relazione genuina di un testimone che ha visto con i suoi occhi il Signore, che lo ha ascoltato, che ne ha condiviso con lui momenti di gioia e momenti di fatica, anche momenti di tristezza. E in questo contesto che è il Vangelo di Marco, la figura di Pietro, che è delineata appunto da Marco, appare con particolare risalto, ma allo stesso tempo essa non viene mai adulata, viene semplicemente delineata anche per quello che è, anche nella descrizione dei suoi sbagli, ma è al di là di tutto ciò che risplende, ciò che si erge alta è la figura del Maestro, quella di Gesù, figlio di Dio, che campeggia umile e allo stesso tempo anche grande, semplice e prodigiosa, meravigliosa e avvincente. Così allora anche noi siamo invitati a leggere il secondo Vangelo, per essere messi davanti non a un romanzo, ma a una vera e propria figura descritta non tanto con fantasia dantista, ma una figura qual è quella che Pietro ha visto con i suoi occhi. Raccontando la storia di Cristo, egli la viveva di nuovo, egli udiva parlare del Signore, lo vedeva muoversi ed agire. Ecco allora che cosa ci ha lasciato San Marco. In brevi pagine, certo un po' disadorne, forse non sempre ordinate, ci ha lasciato però qualcosa di sincero, qualcosa di vero, l'immagine del Signore come Pietro la ricordava, come Pietro la portava scolpita, con una semplice fedeltà, umiltà e anche con un tratto entusiasta nel suo cuore, in maniera realistica. A partire da qui, allora, fratelli e sorelle, possiamo ricavare da questi semplici tratti che abbiamo appena delineato della figura di Marco e anche del Vangelo che lui scrive, possiamo delineare altresì anche delle caratteristiche utili alla nostra vita.
Se è vero, come abbiamo detto, che tutto il Vangelo di Marco è un cammino verso quella professione di fede che il centurione fa, allora questo deve essere anche la nostra vita, un cammino nella quale anche noi giungiamo a dire: sì, o Signore, tu sei il Cristo, tu sei il Figlio di Dio. E si tratta di un'affermazione forte, è una professione di fede, è quello che potremmo definire una colonna portante che sostiene ancora oggi la Chiesa e che sostiene ognuno di noi, che sostiene la nostra fede. Vedete, la prima cosa che la Chiesa deve fare, tra le tante cose che essa è chiamata a realizzare nella storia dell'umanità, nella storia del mondo, non sono tante opere di carità che oggi rischiano anche di prendere il sopravvento con un'esasperazione tale da nascondere invece quello che è il primo atto di carità che la Chiesa deve realizzare, che ogni cristiano deve realizzare. Dire: Cristo è il Figlio di Dio. Sì, tu sei il Signore, o Gesù. E questo perché lo deve fare? Lo deve fare perché tanti altri fratelli e sorelle, guardando noi a proclamare tale verità con la nostra parola, con la nostra vita, facendo addirittura della nostra esistenza un Vangelo aperto, un Vangelo perciò contagioso, altri possano giungere come noi alla fede e poter dire come il centurione: sì, o Signore, tu sei il Figlio di Dio. Ma per fare tutto ciò, fratelli e sorelle, non dobbiamo dimenticare che per arrivare a questa professione di fede, noi questo Signore lo dobbiamo conoscere. E per conoscerlo, quella testimonianza apostolica oggi è racchiusa all'interno delle Sacre Scritture, che dobbiamo leggere, che dobbiamo meditare. Girolamo diceva: l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo. Facciamo in modo anche noi di conoscere i Vangeli, di leggerli, di meditarli, di portarli nel nostro cuore continuamente, consapevoli che anche la Chiesa è chiamata a fare in primo ordine esattamente questo, quello che San Ireneo nel trattato contro le eresie così spiega. La Chiesa custodisce con estrema cura le Sacre Scritture, vi aderisce unanimemente, quasi avesse una sola anima e un solo cuore, li proclama, li insegna, li trasmette all'unisono, come possedesse un'unica bocca. Questo è quello allora che noi chiediamo al Signore di poter realizzare nella nostra vita, di fare quello che ha fatto San Marco. San Marco il Vangelo lo ha scritto, noi siamo chiamati a fare invece con la nostra vita un Vangelo vivente, un libro aperto attraverso cui ciascuno di noi possa far trasparire il Signore risorto che ancora oggi accompagna gli uomini, perché tutti possano, contemplandolo, arrivare a dire: sì, o Signore, tu sei il Figlio di Dio. Preghiamo perché ai nostri giorni la Chiesa viva la sua missione apostolica con la stessa intensità e fedeltà di coloro che Dio ha scelto come primi testimoni del suo Figlio risorto. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa che ti sei acquistata con la croce del tuo Figlio e hai edificato sulla testimonianza degli Apostoli, perché spoglia di oro e di argento offre al mondo l'unica ricchezza che possiede, Cristo crocifisso e risorto, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i discepoli del Vangelo, perché sull'insegnamento degli Apostoli si trovino uniti in una sola fede, in un solo Signore, in un solo battesimo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le gravi disuguaglianze che colpiscono l'umanità, perché le risorse della terra non siano disperse negli sprechi,
e nelle armi di distruzione, ma l'abbondanza dei popoli ricchi supplisca l'indigenza dei poveri, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono persecuzione a causa del nome di Gesù, perché il loro sacrificio sia germe di una nuova primavera di vita cristiana, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità radunata nel ricordo degli Apostoli, perché spezzando il pane con letizia e semplicità di cuore, lodi il Signore e attivi i nuovi fratelli nella Chiesa, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che hai confermato con la tua potenza l'umile e gioiosa testimonianza degli Apostoli, concedi anche a noi di essere armi del Vangelo con la forza e la sapienza del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Le tue mani son piene di fiori, dove mi portavi, fratello mio, li portava la donna di Cristo, ma l'autorata vuota, sorella mia. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, il sacrificio di lode che ti offriamo nel ricordo glorioso di San Marco e fa che nella tua Chiesa sia sempre vivo e operante l'annunzio missionario del Vangelo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sia attraverso i secoli segno visibile della tua santità, e in nome tuo trasmetta agli uomini le verità che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo nel canto la tua gloria. Sanctus, 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 Dominus Deus
preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli che disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe il suo sposo, San Marco Evangelista, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. Ninfa, Udorico, Angelo, Adani, Andrea, Teresa, Antonio, i nostri familiari, parenti e amici defunti, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale il tuo Dio doni al mondo ogni fede. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno con la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che dai tuoi apostoli vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnus Dei, qui tollis peccatum, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatum, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatum, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Il tuo cammino cerca in te la via, sulla strada del sentiero,
Preghiamo. Il dono ricevuto alla tua messa ci santifichi, Signore, e ci confermi nella fedeltà al Vangelo che San Marco ha trasmesso alla tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera del Cardinale Petterello, Arcivescovo di Esztergom, Budapest e Primate di Ungheria, per implorare la misericordia di Dio in tempi di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita nell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti, nonostante ogni forza distruttrice, e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo, nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali, contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati, dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato, commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza degli Apostoli, per l'intercessione di San Marco Evangelista, i colmi della sua benedizione. Amen. Guidati dall'insegnamento e dall'esempio degli Apostoli, possiate divenire dinanzi a tutti coraggiosi testimoni del Vangelo. Amen. I Santi Apostoli, che ci hanno trasmesso il primo annunzio della fede, intercedano per noi, perché possiamo giungere alla gioia eterna nella casa del Padre. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Alleluia.